Un colosso del turismo internazionale, il TUI Magic Life, aprirà i battenti a Pizzo nel Vibonese. Il mega resort destinato a cambiare le sorti del sistema turistico regionale sarà ospitato nella struttura della famiglia Stillitani, che da anni lavora nel settore. Oggi la conferenza stampa alla presenza del governatore Oliverio, in cui è stata sottolineata la ricaduta occupazionale. L'apertura del resort significa 400 nuovi posti di lavoro. La più grande società che opera nel settore del turismo a livello mondiale sceglie di investire in Calabria, garantisce attraverso le sue strutture anche di mobilità, perché ha un parco aerei che è il più grande tra gli operatori a livello mondiale, garantisce una presenza di 6 mesi all'anno. Questo investimento che consentirà l'apertura di questo villaggio da maggio del prossimo anno, garantisce 400 posti di lavoro e soprattutto garantisce una presenza del turismo internazionale che è di notevole incentivo appunto alla Calabria per proporsi sui mercati internazionali. Un investimento di 10 milioni di euro, come precisa l'imprenditore, già assessore regionale. Dall'anno prossimo la TUI per 15 anni gestirà questa struttura che sarà completamente rinnovata. È necessario, per adeguare la struttura esistente agli standard della TUI, saranno necessari 10 milioni circa di investimenti che stiamo affrontando, per cui siamo convinti che dall'anno prossimo in Calabria questo nuovo villaggio turistico darà un impulso a far sì che la Calabria possa diventare veramente una meta internazionale.